Va bene, allora benvenuti e ben ritrovati, se c'eravate anche ieri a questo breve ciclo formativo. Io sono Giacomo Laghetto di Etifor, siamo una società di consulenza spin-off dell'Università di Padova. Insieme a Regione Veneto stiamo organizzando questi due webinar nell'ambito di un progetto che si chiama Plan to Connect, che è un progetto Interreg in cui Regione Veneto è partner, e questo progetto lavora sull'integrazione degli elementi della rete ecologica, della connettività ecologica all'interno degli strumenti pianificatori nelle regioni dell'arco alpino, quindi inclusa la Regione del Veneto. Questi due incontri, sono due moduli. Ieri abbiamo parlato di obiettivi di conservazione della biodiversità e di driver per il coinvolgimento del settore privato nelle progettualità di tipo ambientale e anche di strumenti di finanziamento. Oggi l'obiettivo è quello di scendere più nel concreto e quindi parlare di forme di collaborazione pubblico-privata per la conservazione della natura. E vi porteremo degli esempi pratici e concreti e anche replicabili riscontrati localmente e non in vari settori, quindi dalla risorsa idrica alle foreste, all'agricoltura, al turismo. E oltre al sottoscritto ci saranno altre colleghe di Etifor, quindi ringrazio fin da adesso Francesca Brusa, Giulia Amato e Federica Bosco per il contributo che sapranno offrire a questa discussione. Allora, vi chiediamo, per chi di voi ha partecipato alla sessione di ieri, qual è la cosa che vi è rimasta più impressa? Ditecelo in poche parole, così riusciamo a creare questo collegamento tra la sessione di ieri, che è stata una sessione più teorica, e la sessione di oggi, che invece vuole essere anche molto concreta in quello che verrà presentato. Quindi qualcuno parla di opportunità, promuovere una governance condivisa per valorizzare la natura, ruolo propositivo della pubblica amministrazione, ok? Possibilità, opzioni, conoscenza, attenzione, conservazione e innovazione. Rete ecologica PES, stato di conservazione della biodiversità, quindi anche sulla parte informativa a qualcuno è rimasta impressa. Corresponsabilità pubblico-privato, consapevolezza, complessità. Certamente gli argomenti hanno un certo grado di complessità. Il ruolo strategico della componente privata e le occasioni concrete di collaborazione con il pubblico. Le occasioni concrete, se ieri magari abbiamo presentato qualche possibilità, qualche strumento, oggi magari andiamo più sull'esperienza. Governance, PES, ok, direi che gli argomenti sono stati toccati tutti, quindi vi ringraziamo. Aggiornamenti sulle normative anche. Allora, vi chiediamo tra questi argomenti, che erano i macro argomenti delle presentazioni di ieri, di metterli in ordine in base a quale argomento vi ha innescato più riflessioni, cioè tra questi qual è stato quello più utile dal vostro punto di vista. Quindi ditecelo mettendo in ordine questi tre argomenti e poi premendo invio. Sicuramente finanziamenti per la conservazione della biodiversità possono, dal punto di vista operativo, essere più utili anche per chi lavora su queste tematiche, sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato. Poi troviamo le direttive e i regolamenti e gli accordi internazionali che tendiamo a percepire come qualcosa di più distante, no, dal nostro mondo lavorativo. Ok, grazie. Diciamo che la classifica è abbastanza ampiamente consolidata. Va bene, allora grazie. Adesso continuiamo questa
questa formazione e quindi, come detto, modulo 2, forme di collaborazione pubblico-privata per la conservazione e il ripristino della biodiversità. E vi parleremo in particolare di forme di collaborazione in questi settori che vedete qua, quindi acqua, foreste, agricoltura e turismo in quest'ordine. Prima di approfondire nello specifico i progetti e le esperienze che arrivano da questi settori specifici, appunto, parliamo di quello che forse è l'esempio più lampante, anche più importante di partnership pubblico-privata che abbiamo riscontrato a livello regionale per la promozione e per il finanziamento dei servizi ecosistemici. Vi parlo quindi del bando Biodiversità e Clima, soprannominato Bioclima di Regione Lombardia. Questo bando è stato ideato, diciamo, da Etifor proprio e poi sviluppato da Regione Lombardia, cioè implementato nell'ambito di un progetto LIFE che qualcuno di voi conoscerà, si chiama LIFE Gestire 2020 e questa iniziativa consiste in un bando regionale che è uscito nel 2022. Questo bando era rivolto agli enti gestori delle aree protette a livello regionale e delle foreste di Regione Lombardia. Aveva la particolarità forse di questo bando era proprio un vincolo che era quello di, diciamo, per accedere al finanziamento, gli enti gestori dovevano riuscire ad avere almeno il 30% di cofinanziamento da soggetti privati. Quindi è un bando che ha facilitato gli investimenti dal settore privato. In che modo? Con un'assistenza tecnica finanziata da Fondazione Cariplo, anche qui il ruolo del privato, che è stata affidata proprio a noi di Etifor, che abbiamo facilitato questo meccanismo, quindi siamo stati l'interfaccia tra il settore privato, quindi il mondo delle imprese, e gli enti gestori. E siamo riusciti a trovare diversi soggetti che hanno contribuito a queste proposte progettuali, 12 delle quali poi sono partite e si sono trasformate in veri e propri progetti, che hanno consentito di avere degli impatti positivi sui servizi ecosistemici che poi attraverso un sistema di misurazione e certificazione, attraverso lo standard FSC in questo caso, che ha uno standard anche per certificare misurare e certificare i servizi ecosistemici, non solo la gestione sostenibile delle foreste, hanno promosso degli impatti e questi impatti poi sono stati attribuiti alle imprese che avevano contribuito dal punto di vista finanziario a questi progetti. Quindi poi vedete un po' di numeri: oltre 300 ettari di miglioramenti forestali, oltre 27 ettari di interventi specifici per la biodiversità, moltissimi alberi messi a dimora, siamo intervenuti complessivamente su 16 habitat protetti, 20 specie protette. Complessivamente la dotazione finanziaria di Regione Lombardia era 3,5 milioni di euro, ma grazie al finanziamento dalle imprese private abbiamo raggiunto i 5 private hanno contribuito a questo progetto. E chiaramente poi una comunicazione efficace per la moltitudine di progetti coinvolti ha portato a oltre 100 menzioni sulla stampa locale e nazionale. Ok, questo era un po' il progetto Cappello. Spostiamoci sull'acqua e partiamo dal contratto, come primo caso studio, del contratto di area umida del sistema della laguna di Caorle. I contratti di fiume erano stati citati ieri tra le iniziative volontarie e sono disciplinati dal testo unico ambientale e dall'articolo 68 bis, che parla dei contratti di fiume come strumenti volontari di programmazione strategica per la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche. Vedete questo schema che ho preso da un'altra presentazione, ma i contratti di fiume vogliono mettere insieme tutti gli stakeholder di un bacino idrico o di un'area
questo caso del sistema della laguna di Caorle, e promuovere processi partecipativi che siano aperti e inclusivi per arrivare alla sottoscrizione prima di un documento di intenti, poi di diciamo, costruire un'analisi conoscitiva preliminare integrata, per poi arrivare a un documento strategico che è l'accordo in sé, il contratto, e un allegato di questo contratto è proprio il programma d'azione, quindi c'è un impegno concreto nel portare avanti le azioni, nel trovare finanziamenti per realizzare determinate azioni. Vi porto qua l'esempio del contratto di area umida, che è un contratto di fiume, cioè, però si chiama di area umida perché stiamo ragionando su un sistema lagunare, di Caorle, che è stato realizzato, promosso dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, realizzato con un finanziamento Interreg, che vedete ha portato alla stipula di un contratto e alla definizione di un programma d'azione nelle cui azioni è presente una categoria che riguarda specificatamente proprio anche la difesa, in questo caso degli habitat, quindi la conservazione della biodiversità. Il progetto Plan to Connect, attraverso il VP2, il pacchetto di lavoro numero 2, lavora per l'implementazione di queste infrastrutture ecologiche verdi e blu su scala locale, e quindi poi c'è un gruppo di lavoro coordinato dalla Regione Veneto e in particolare lo studio Gibelli ha fatto un lavoro per andare a mappare tutti gli elementi della rete ecologica, quindi a integrare, diciamo, un elemento nelle conoscenze dell'analisi conoscitiva realizzata dal contratto di area umida. Ok, il secondo caso studio per quanto riguarda la risorsa idrica è il progetto Life Brenta 2030, di cui ci siamo occupati direttamente e mi fa piacere parlarvene. Vi descrivo il territorio. Medio Brenta sono circa 60 km di fiume tra Bassano del Grappa e Padova, che interessano 2 province, Vicenza e Padova, e oltre 15 comuni. Ecco, è un'area importante perché fornisce 2 servizi ecosistemici in particolare. Da un lato la fornitura di acqua potabile, si stima che circa il 30% delle utenze civili della Regione Veneto ricevono l'acqua che è prelevata nelle falde del Brenta. Questi pozzi di captazione hanno richiesto anche la definizione di aree di salvaguardia molto, molto vaste. Il secondo servizio ecosistemico è la fornitura di habitat per la conservazione della biodiversità, perché stiamo parlando di un'area protetta, di un sito Natura 2000 che fa parte di una rete europea, quindi di aree protette. Ci siamo accorti, lavorando su quest'area, che per la risorsa idrica diciamo, c'erano delle sovrapposizioni sinergiche sia in termini di superficie tra il sito Natura 2000 e le aree di protezione, salvaguardia idrica, che in termini di misure che potevano essere adottate per la protezione di queste risorse, quindi acqua e biodiversità. E quindi abbiamo evidenziato queste sinergie, al tempo stesso abbiamo evidenziato anche come dal punto di vista proprio gestionale e operativo ci fosse una mancanza di gestione operativa della componente biodiversità, in quanto per il servizio idrico integrato c'erano degli enti preposti alla pianificazione e alla gestione di questo servizio, quindi Consiglio di Bacino Brenta e ETRA, l'utility dell'idrico, il piano d'ambito che era il piano di gestione di questo servizio e la tariffa per il finanziamento di questa gestione. Quindi abbiamo voluto lavorare sulla sinergia fra la gestione della risorsa idrica e della biodiversità, abbiamo fatto partire un'iniziativa che ha preso il nome di Parco Fiume Brenta e poi un progetto LIFE di cui vedete qua gli obiettivi. In particolare abbiamo lavorato sul rafforzamento del sistema di governance e della sostenibilità economica di questa gestione. L'abbiamo fatto a partire dal 2019, abbiamo creato 3 distinti gruppi di lavoro per ogni componente della governance, quindi dal punto di vista istituzionale abbiamo lavorato sulla costruzione di conoscenze, di competenze nell'area, coinvolgendo gli enti pubblici, anche diciamo tutti i comuni, nella definizione di un modello gestionale innovativo. Dal punto di vista funzionale abbiamo lavorato sull'integrazione delle 2 pianificazioni, dell'idrico e di Natura 2000,
e poi sulla realizzazione anche di nature-based solution nel territorio. E dal punto di vista economico abbiamo implementato un meccanismo pilota di finanziamento per la conservazione di risorsa idrica e biodiversità. E questo meccanismo è riassunto da questa infografica che diciamo, si riferisce ai costi ambientali della risorsa, che sono intesi come la valorizzazione economica della riduzione e l'alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, ovvero delle mancate opportunità attuali e future conseguenti ad un determinato uso di una risorsa, in questo caso l'uso idropotabile. Questi costi sono disciplinati a livello europeo dalla direttiva Quadro Acque e a livello diciamo, nazionale dal BM 39-2015 e vedete qui siamo attraverso un corretto recupero dei costi del servizio, inclusi i costi della risorsa e ambientali, siamo in grado non solo di pagare i costi amministrativi del servizio e di realizzazione dell'infrastruttura grigia, quindi degli acquedotti, dei depuratori, eccetera, ma anche di intervenire nel territorio con nature-based solution e infrastrutture verdi e blu. Quindi questo è un primo caso di applicazione dei costi ambientali delle risorse in Italia. Abbiamo prodotto anche una pubblicazione che trovate qui, poi gireranno le slide, quindi avrete tutti i riferimenti. Parallelamente vi parlavo della componente istituzionale, coinvolgendo tutti i comuni, la Regione del Veneto e i partner di progetto. Siamo arrivati prima a una modifica di una legge regionale e poi alla delega di gestione di Regione Veneto al Consiglio di Bacino Brenta, che quindi diventa un ente gestore locale per l'area Natura 2000, che prima non aveva un ente gestore locale, quindi qualcuno che si occupasse di questo. Adesso abbiamo un unico ente per la gestione integrata di risorsa idrica e biodiversità nell'area. Altri risultati di questo progetto importanti sono il sistema di governance, quello di cui abbiamo appena parlato, un sistema di supporto alle decisioni per la produzione di scenari di intervento per la realizzazione delle nature-based solutions, oltre 1 milione di euro per interventi di mitigazione ambientale già inseriti nel piano d'ambito, 25 ettari di habitat già migliorati e ripristinati nell'area rivierasca tra aree umide, siepi e aree forestali e un servizio di monitoraggio e raccolta rifiuti specifico per il fiume Brenta. Replicare è possibile, sì, dove negli altri ambiti territoriali, considerando il servizio idrico nella regione Veneto, ma anche al di fuori, vi ho messo qua un'immagine di quali sono, ma anche, soprattutto, sarebbe interessante scalare questo meccanismo anche negli altri servizi idrici, quindi ad esempio nel servizio irriguo, industriale, idroelettrico e così via. Bene, l'ultimo caso studio che vi porto è un progetto molto recente, si chiama Life Svolta Blu ed è coordinato da Viacqua. Vedete qua anche gli altri partner del progetto. È un progetto che vuole, cioè a partire da uno stato di fatto che è l'abbassamento del livello di falda nell'alta pianura vicentina, dovuto sia ai cambiamenti climatici, quindi alla distribuzione delle piogge, che alle attività umane, economiche, quindi all'utilizzo della risorsa, sta definendo, perché il progetto è partito l'anno scorso, durerà per 4 anni, sta definendo un meccanismo di scambio di crediti blu, quindi crediti idrici, ispirato al meccanismo dei crediti di carbonio sostanzialmente. Quindi da un lato c'è il coinvolgimento degli stakeholder per l'implementazione e la generazione di questi crediti che possano aumentare la capacità di ritenzione idrica nel territorio, dall'altro tutti quei soggetti che non riescono a ridurre la propria impronta idrica, quindi il proprio consumo di acqua e che desiderano lavorare su questo aspetto, possono comprare questi crediti che sono certificati e definiti dal punto di vista economico anche dall'Università di Padova. Quindi è un meccanismo volontario, chiaramente, che però mi sembrava interessante mostrarvi e trovate più informazioni sul sito di progetto, sul sito di Viacqua. Bene, allora
Da parte mia ho finito e passerei adesso la parola a Francesca Brusa, che avete già conosciuto ieri e che ci parlerà di altri progetti che riguardano le foreste. Sì, Giacomo, grazie mille. Buongiorno e bentornati. Condivido subito lo schermo. Ecco qua, e iniziamo subito con il primo caso, quindi la piattaforma Wow Nature e il progetto Padova O2. Che cos'è la piattaforma Wow Nature? È un'iniziativa di Etifor nata nel 2018 che promuove la riforestazione e la tutela delle foreste in Italia e all'estero e offre proprio a persone e aziende la possibilità di partecipare nella tutela della biodiversità e nella lotta contro il cambiamento climatico. Come funziona? Wow Nature è un'iniziativa che appunto riesce a connettere i proprietari e i gestori di foreste e aree verdi che hanno bisogno di supporto con da un lato persone che per diversi motivi, quindi per fare un regalo, per celebrare un momento speciale o anche solo per fare una buona azione nei confronti del pianeta, vogliono entrare a contatto con i proprietari e i gestori di aree forestali e andare fisicamente a piantare un albero. Dall'altro lato, aziende, associazioni e organizzazioni che vogliono attuare strategie di responsabilità sociale di impresa e compensare i propri impatti. Quindi diciamo che Wow Nature riesce a far parlare due mondi, quello dei proprietari, dei gestori di aree forestali e aree verdi e quello degli investitori, e più in generale riesce proprio a connettere come facendo da punto di contatto tra il settore pubblico, dato che molto spesso le aree verdi sono pubbliche, e il settore privato attraverso appunto i finanziamenti raccolti attraverso la piattaforma. Nella cornice più ampia di Etifor, Wow Nature è un vero e proprio braccio operativo, nel senso che andiamo fisicamente a piantare gli alberi e a fare gli impianti e grazie a Wow Nature Etifor recupera il cofinanziamento per sostenere i progetti di miglioramento ambientale, di ripristino e di conservazione. Questi sono un po' di numeri per darvi l'idea appunto anche degli impatti che Wow Nature ha raccolto in questi anni: più di 250.000 alberi piantati e cresciuti, più di 14.000 cittadini coinvolti, più di 40 progetti attivi e conclusi non solamente in Italia, non solamente in Europa, ma appunto come dicevamo prima anche in altri continenti. E questa è solo una piccola parte delle aziende, delle organizzazioni che hanno scelto Wow Nature per la propria strategia di compensazione, di responsabilità sociale, e che continuano a finanziare, a supportare i progetti di Wow. Con riferimento proprio ai progetti di Wow Nature, vi portiamo come esempio Padova O2, che è il primo progetto italiano di lotta alla crisi climatica attraverso la riforestazione urbana partecipata. È iniziato nel 2018 e parte con l'identificazione nella zona di Padova di alcune aree che potevano ospitare nuovi boschi urbani, e si è concretizzato nel 2020 con l'impianto di più di 8.000 nuovi alberi. Quindi qual è il risultato? 8 nuove foreste urbane nella città di Padova, ovviamente con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria e la resilienza della città, e il fatto che gli impianti, come dicevamo prima, siano partecipati dalla cittadinanza, dalle persone che quindi hanno sostenuto il progetto, ci fa dire che queste foreste urbane sono fatte per la cittadinanza, ma anche con la cittadinanza. Il progetto diciamo, si compone di due output molto concreti, ovviamente oltre all'impianto stesso degli alberi.
un piano di manutenzione della durata di 5 anni che ha previsto interventi atti a garantire la corretta crescita delle foreste, e questo è stato possibile grazie alla raccolta fondi attraverso la piattaforma Wow Nature, che ha visto anche il contributo di 15 sponsor privati, che quindi hanno contribuito direttamente alla creazione delle foreste urbane. E qui vale la pena fare una considerazione aggiuntiva sul tema della manutenzione, perché appunto molto spesso i costi della manutenzione nei progetti forestali non vengono considerati, o comunque capita che siano sottostimati, e talvolta in realtà superano addirittura i costi di realizzazione dell'impianto. Quindi è stato estremamente importante la raccolta fondi che Wow Nature ha operato attraverso la stessa piattaforma. Parlavamo di due output concreti, l'altro è sicuramente il piano di monitoraggio. Il monitoraggio è partito a novembre del 2023 e si protrarrà fino al 2029, chiaramente per valutare il successo del rimboschimento e lo stato della vegetazione delle foreste di Padova O2. Un primo monitoraggio, appunto, è stato fatto verso la fine del 2023 e ha restituito dei risultati molto significativi, poiché è stato stimato un attecchimento superiore al 90% per tutte le foreste, per tutti i boschi urbani. E il prossimo round di monitoraggio è previsto a fine di quest'anno. I risultati del monitoraggio chiaramente servono a fornire una stima del tasso di sopravvivenza delle piante, a individuare situazioni di criticità in cui eventualmente intervenire per ristabilire condizioni ottimali per la vegetazione. E chiaramente i monitoraggi servono a fornire tutte le informazioni rilevanti per un'eventuale stima dei servizi ecosistemici prodotti dalle foreste sotto il progetto Padova O2. Un'ultima informazione su questo progetto è il fatto che 6 degli 8 boschi di Padova O2 sono stati certificati FSC. E questo che cosa significa? Che queste foreste sono state certificate per la loro gestione responsabile, quindi una gestione che rispetta rigorosamente standard sociali, ambientali ed economici. Immagino conoscerete la certificazione FSC, è uno standard internazionale che appunto Wow Nature, di cui Wow Nature si serve per dare garanzia della qualità dei propri progetti e appunto più concretamente della gestione delle foreste che gestisce. Il secondo caso è quello del Parco Appennino Tosco-Emiliano, che ha sviluppato una piattaforma di crediti di sostenibilità. Ehm, Questa piattaforma, diciamo, ha molteplici obiettivi. Il primo è sicuramente quello di promuovere una gestione forestale sostenibile e responsabile su area vasta, nonché portare ad azioni a favore dell'erogazione addizionale di servizi ecosistemici, quindi allo scopo di contribuire a migliorare il livello di biodiversità della foresta della riserva. In secondo luogo, sicuramente la piattaforma mira a migliorare l'azione di mitigazione al cambiamento climatico, implementando gli stock di carbonio nei serbatoi forestali. In terzo luogo, la piattaforma vuole offrire alle aziende, non solamente del territorio della riserva, quindi anche oltre il territorio della riserva, uno strumento trasparente e affidabile per compensare i propri impatti ambientali. Come funziona? Allora, il Parco Nazionale promuove la gestione forestale sostenibile e responsabile e sostiene i proprietari forestali nell'adottare buone pratiche che sono migliorative rispetto alla gestione ordinaria e che quindi, essendo migliorative, determinano anche un incremento nella capacità di generare servizi ecosistemici. Questa gestione sostenibile e responsabile della foresta, della riserva,
viene appunto certificata secondo gli standard PFC e FSC e secondo delle linee guida ben specifiche che il parco ha adottato anche grazie alla collaborazione con il CREA e un comitato scientifico creato ad hoc, appunto dicevo il parco genera i crediti di sostenibilità. Questi crediti di sostenibilità vengono poi venduti ad imprese che li acquistano in maniera del tutto volontaria, quindi come dicevamo prima, per rispondere a strategie di responsabilità sociale di impresa e la vendita di questi crediti mira di fatto a rifinanziare e a finanziare nuovamente la gestione forestale sostenibile della riserva, dando di fatto vita a questo circolo che vedete riassunto nell'infografica. Potete anche voi andare a visitare il sito della piattaforma. Fra l'altro tutte le transazioni economiche per l'acquisto dei crediti sono appunto registrate in maniera trasparente online, quindi potete andare a verificare anche voi questi dati. Questi sono dati appunto aggiornati al 2024, anno in cui 34 aziende hanno acquistato crediti di sostenibilità tramite la piattaforma. 36 diversi proprietari e gestori forestali sono stati coinvolti e più di 3.000 crediti di sostenibilità sono stati acquistati fra il 2022 e il 2023. Il dato aggiornato per il 2024 deve essere ancora calcolato. Una specifica su come funziona la piattaforma dei crediti di sostenibilità. Attualmente questi crediti si basano sul miglioramento dello stock di carbonio, che di fatto è il servizio ecosistemico più facile da quantificare. Si chiamano però crediti di sostenibilità perché provengono da foreste certificate FSC e PFC con tutti i servizi ecosistemici verificati e certificati, quindi anche quello di biodiversità. L'unità di misura, tuttavia, rimane il carbonio, quindi la tonnellata di CO2, e nella slide vedete riportata la definizione secondo le linee guida e il disciplinare di cui vi parlavo, pubblicato appunto dall'ente parco per appunto guidare la certificazione dei crediti di sostenibilità. Le sfide che sicuramente può incontrare una piattaforma di questo tipo sono innanzitutto quella di assicurare la conformità al regolamento per la certificazione delle rimozioni del carbonio di cui parlavamo ieri, e anche sfide che riguardano le nuove richieste, le nuove tendenze del mercato. Vedevamo anche già ieri come il carbonio da solo non è più sufficiente. C'è sempre più crescita in termini di domanda di crediti che abbiano impatti verificati su biodiversità ed ecosistemi, oltre che impatti di carattere sociale. Quindi ecco, in questo contesto emerge sempre di più il tema dei co-benefici, il tema soprattutto della biodiversità, e questo ci crea un gancio. Diciamo, questa riflessione fa un po' di collante fra questi casi studio e il tema che andiamo ad esplorare adesso, che è quello dei crediti di biodiversità, a cui accennavo ieri, fra i vari strumenti di mercato per il finanziamento della natura. I crediti di biodiversità, che cosa sono? Innanzitutto, sono uno strumento economico volontario utilizzato per finanziare azioni che si traducono in risultati misurabili, basati sull'evidenza e positivi per la biodiversità, attraverso la creazione e vendita di unità di biodiversità. Nell'infografica di destra vedete che ad agosto 2023 a livello globale sono stati identificati 34 schemi di crediti per la biodiversità in fasi che vanno dalla preparazione all'operatività, e
appunto si può chiaramente identificare come regioni dell'Europa settentrionale, il Regno Unito, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Colombia, siano sicuramente paesi che oltre ad essere stati i primi a sperimentare la maggior parte dei meccanismi, sicuramente ad oggi hanno anche diciamo, portato la vera innovazione sul fronte dei crediti di biodiversità e si fanno promotori delle iniziative più avanzate. Al contrario, in Africa sono attive solamente 2 iniziative, mentre in Asia ad oggi non ne risultano ancora di attive. Ehm, diciamo, qual è la criticità relativa ai crediti di biodiversità? Uno degli ostacoli che finora ha rallentato lo sviluppo di metodologie affidabili, ma soprattutto condivisibili, ecco, è stata la difficoltà nell'identificazione di metriche adeguate per cogliere la multidimensionalità e la complessità della biodiversità. Ehm, Questa complessità rende appunto difficile l'individuazione di una moneta unica, di un linguaggio comune per lo scambio di crediti di biodiversità a livello globale. Quindi non si riesce ancora a trovare un meccanismo analogo a quello utilizzato per i crediti di carbonio, ad esempio, perché sappiamo benissimo che se una tonnellata di CO2 è uguale in tutte le parti del mondo, un'unità di biodiversità ha delle caratteristiche estremamente specifiche a seconda del luogo in cui la stiamo valutando. Anche gli impatti sulla biodiversità sono tipicamente specifici al contesto locale e quindi tutta questa serie di fattori impone delle grosse sfide in termini di implementazione, di scalabilità e di applicabilità in diversi contesti territoriali. Tutto questo per dire che ad oggi sono 140 le metriche e gli indicatori che sono stati esplorati e nell'infografica di destra avete una prima macro categorizzazione degli approcci, quindi approcci che si concentrano su metriche e indicatori su specie, su ecosistemi e altri, per lo più vegetazione, ma comunque vedete che i principali schemi di sviluppo dei crediti di biodiversità si concentrano sugli ecosistemi integrati talvolta da metriche e indicatori sulle specie. Cosa ne cogliamo? Che il mondo dei crediti di biodiversità sia allo sbando? No, quindi questo non è il messaggio che vogliamo trasmettere. Ovviamente ci sono diversi tentativi a livello internazionale di armonizzare il linguaggio e proprio di armonizzare le linee guida per guidare i mercati dei crediti di biodiversità. Mi riferisco ai tentativi del Fondo Monetario Internazionale, del World Economic Forum, ma anche di organismi che sono stati creati ad hoc con specifici focus sui crediti di biodiversità e che riuniscono anche competenze diverse dal settore pubblico al settore privato, dall'accademia alla scienza, quindi con l'obiettivo di mettere insieme competenze diverse per giungere a linee guida condivise e applicabili a livello globale e parlo di organismi come la Biodiversity Credit Alliance e l'International Advisory Panel on Biodiversity Credits. Questi poi li troverete sicuramente tutti elencati nel policy brief che faremo circolare e vi ho messo in slide la più recente pubblicazione quindi con gli aggiornamenti più recenti circa il tema dei crediti di biodiversità che raggruppano di fatto i principi di alto livello, quindi gli high level principle per guidare il mercato dei crediti di biodiversità. Questi sono stati raggruppati in 3 macro aree: risultati positivi verificabili per la natura, equità e giustizia per le persone e buona governance per mercati ad alta integrità. Non scenderemo purtroppo nel dettaglio di tutti i sottobiettivi specifici che ovviamente i 3 macrogruppi includono, però potete già notare che compaiono alcune delle parole chiave che vedevamo anche ieri, quindi si parla di integrità della domanda, di gerarchia della mitigazione, di addizionalità, di trasparenza, quindi tutte parole chiave che ritornano e questo è un ottimo segno
personalmente credo sia un ottimo segno perché appunto il linguaggio si sta sempre di più armonizzando e anche le linee guida appunto stanno trovando complementarietà. Finisco, slide finale, con qualche punto. Ricordiamoci che il mercato dei crediti di biodiversità è in fase embrionale, nonostante ci siano potenziali segni di crescita. La Banca Mondiale stima che entro il 2030 si raggiungeranno i 2 miliardi di dollari, 69 miliardi di dollari invece entro il 2050, quindi comunque crescita significativa, ma comunque inferiore rispetto al mercato di carbonio, come vedevamo ieri. Ovviamente i crediti di biodiversità possono svolgere un ruolo rilevante a supporto dei quadri di rendicontazione ambientale che ci venivano spiegati e illustrati ieri da Giacomo, nonostante sia necessario un ulteriore sviluppo in termini di metriche, di linguaggio, di monitoraggio, di trasparenza per le criticità che vedevamo prima. E crediti di biodiversità sì, ma non da soli. Sono strumenti rilevanti, sono strumenti importanti che possono portare a un alto grado di innovazione, ma devono essere integrati in approcci nature positive, che quindi, come dicevamo ieri, devono rispettare innanzitutto la gerarchia della mitigazione e un incontro tra qualità dell'offerta e integrità della domanda. Grazie, ho concluso e scusate se ho corso e spero sia risultato tutto chiaro. Grazie mille. Grazie a te Francesca, penso che hai riscosso molto interesse a giudicare delle domande in chat che sono arrivate e grazie anche per questo excursus teorico sui crediti di biodiversità. Allora, io darei la parola adesso a Giulia Matto, che è coordinatrice del programma Nature Governance di Etifor, che ci presenterà, adesso vediamo anche lo schermo, sì, ci presenterà dei casi studio riscontrabili nel settore agricolo. Vai Giulia. Grazie Giacomo e buongiorno a tutti anche da parte mia. Penso possiate vedere il mio schermo, quindi parto subito. Anche io presenterò un paio di esempi, uno molto locale e uno invece in Lombardia, che proprio appunto hanno puntato alla valorizzazione dei servizi ecosistemici a partire dal settore agricolo. Il primo caso si chiama Bosco Limite e partiamo subito dal capire che cos'è l'esperienza Bosco Limite. Bosco Limite è l'insieme di due aspetti diversi. Da una parte è una foresta permanente di 2,5 ettari, quindi una foresta planiziale che si colloca nella pianura veneta all'interno del bacino del medio corso del fiume Brenta, che è la stessa area in cui si colloca il progetto Life Brenta di cui ha parlato Giacomo prima, però all'interno del tessuto agricolo, quindi non all'interno dell'area Natura 2000, quindi un'area naturalistica, ma all'interno di un'area che, come potete vedere, è principalmente agricola, quindi troviamo in questa foto che si vede da drone la foresta circondata interamente da campi. Dall'altra parte Bosco Limite è un'area di infiltrazione, che significa che tra gli alberi sono state scavate canali e pozzi per permettere la lenta infiltrazione dell'acqua in falda. E questi due aspetti fanno di Bosco Limite quella che viene chiamata un'area forestale di infiltrazione. Lo scopo principale di questo tipo di area è proprio l'infiltrazione dell'acqua in falda, quindi è stata realizzata facendo appunto dei calcoli, tenendo in considerazione la permeabilità del terreno, che in quest'area è molto permeabile, e scavando appunto delle canalette tra i filari di alberi. Queste canalette si infiltrano cavano, diciamo, il primo strato del terreno e arrivano a uno strato sottostante che è invece ghiaioso. Quindi l'acqua viene deviata da una roggia vicina, viene fatta passare in un bacino di sedimentazione per depositare appunto i materiali più grossi, e poi viene fatta scorrere con una pendenza molto lieve in modo che appunto l'acqua scorra in modo molto lento in questi due file di canali che trovate qui rappresentate nell'immagine. Mentre scorre dentro i canali, chiaramente si infiltra nella falda sottostante, proprio perché appunto in questa zona il terreno poi sotto è molto permeabile. Questa operazione viene fatta esclusivamente quando l'acqua non è utile a scopo agricolo, a scopo irriguo, e permette di infiltrare in quest'area specificatamente 1 milione di metri cubi di acqua all'anno.
Contemporaneamente però è, come dicevamo, un'area forestale e in questo senso porta con sé una serie di co-benefici che altro non sono che ulteriori servizi ecosistemici. Quindi se abbiamo la funzione principale che è quella di infiltrazione, troviamo però una serie di altri co-benefici che sono ovviamente l'habitat per la biodiversità, perciò passiamo da come era l'area prima, che appunto era un campo di mais, a un habitat molto più biodiverso in cui troviamo tra quelle piantate 35 specie arboree e arbustive e poi ovviamente tutta una serie di erbe e di ulteriori arbusti e alberi che crescono naturalmente, oltre poi alla fauna che troviamo naturalmente, che è andata naturalmente a popolare l'area, quindi avifauna, herpetofauna e così via. È un'area poi che, nonostante sia di proprietà privata, resta aperta alla ricreazione per il pubblico, per cui diventa un'area importante per diciamo, i vicini, l'area circostante in cui appunto le persone possono andare e fare due passi, trovare magari ristoro dal caldo estivo, perché ovviamente sotto sotto le chiome degli alberi, in questo bosco che ormai ha 13-14 anni, appunto si trova un'ombra che è appunto molto confortante e per questo è un'area che riceve oltre 1000 visitatori all'anno. È un'area in cui è stata valorizzata anche l'aspetto dell'educazione e in particolare da un paio di anni è attivo un asilo nel bosco e poi chiaramente svolge anche la funzione, diciamo, classica delle foreste di sequestro del carbonio. E il calcolo appunto che è stato fatto ha dato come risultato il fatto che la foresta riesca a sequestrare 23 tonnellate di CO2 all'anno. Inoltre, ulteriori co-benefici sono la produzione di legname, che nel momento in cui vengono fatti dei radamenti o delle potature al bosco, viene poi utilizzato dal proprietario appunto per riscaldare la casa e chiaramente contributi ulteriori come all'azione di impollinazione, di regolazione delle piene, insomma, tanti co-benefici che sappiamo essere in generale associate all'attività, alla presenza di una foresta. Come dicevo prima di essere un'area forestale di infiltrazione, Bosco Limite era un semplice campo di mais come quelli che li circonda, e quindi appunto era una coltura praticata con un'agricoltura intensiva. Questo ci rende chiaro il fatto che per funzionare, diciamo, quindi per in qualche modo convincere il proprietario a trasformare la sua area da campo di mais a area forestale di infiltrazione, è stato necessario sviluppare un business model che rendesse in qualche modo sostenibile questo tipo di intervento, proprio perché appunto il lato economico non può essere lasciato come secondario. Quindi questo business model che è stato costruito ha visto una grande combinazione di diversi partners privati, semplici cittadini e anche fondi pubblici. E quindi ora diciamo vi spiego un po' come sono organizzate le cose. Per prima cosa, appunto, ci sono stati dei costi di investimento che sono dovuti, sono stati supportati all'inizio proprio per impostare l'area, quindi per trasformarla completamente, e in particolare due punti di vista, i lavori idraulici e i lavori forestali. I lavori idraulici sono stati coperti da un finanziamento LIFE, all'epoca appunto si chiamava ancora LIFE Plus e il progetto si chiamava Acquor, all'interno del quale appunto il Consorzio di Bonifica Brenta ha realizzato tutte le infrastrutture idrauliche che quindi hanno portato poi l'acqua nel bosco, quindi lo scavo di canalette e le tubature che sono state necessarie. Dall'altra parte e in parallelo sono stati realizzati i lavori forestali grazie al PSR Veneto del 2007-2013. Ma chiaramente una volta impostata l'area c'è bisogno sia di mantenerla, che è un aspetto molto rilevante come veniva descritto prima anche rispetto ai lavori che vengono fatti con Wow Nature, e poi bisognava anche provare a fornire un reddito integrativo per i proprietari, che comunque appunto stavano rinunciando al reddito da mais. E in questo ci torna utile il concetto di pagamenti per servizi ecosistemici che abbiamo visto già ieri, perché appunto su Bosco Limite abbiamo costruito una serie di pagamenti che vanno in parallelo e che insieme forniscono questo reddito integrativo. Quindi per ciascun servizio ecosistemico che il bosco fornisce c'è un compratore, un pagatore di questo servizio. Per prima cosa, come abbiamo visto, la funzione principale è quella dell'infiltrazione dell'acqua e in quanto tale il pagatore in questo senso è il Consorzio di Bonifica Brenta che dà un contributo annuo
al proprietario proprio per la funzione di infiltrazione dell'acqua che quest'area svolge e che chiaramente va a beneficio della collettività in generale e anche in particolare al lavoro del Consorzio di bonifica, in quanto rende più acqua disponibile poi per la successiva stagione irrigua, perché quello che fa quest'area è trattenere nel territorio l'acqua quando non serve appunto per le attività agricole, per renderla poi disponibile d'estate nel momento in cui magari ci sia poi carenza, invece che appunto farla scorrere via verso il mare, quindi non trattenerla nel territorio. Oltre a questo, il consorzio di bonifica si fa anche carico della manutenzione straordinaria del sistema idraulico, che è un'attività che va svolta appunto ogni 7-10 anni, quindi pulitura delle canalette e appunto sistemazione del sistema idraulico. Un altro servizio ecosistemico che viene effettivamente retribuito è quello della ricreazione. Come dicevamo prima, l'area resta aperta al pubblico e vengono appunto anche spesso organizzate iniziative. E per questo motivo il comune di Carmignano di Brenta, che è il comune in quale si colloca l'area, dà un contributo annuo al proprietario proprio per questa funzione pubblica che il bosco svolge. Inoltre, come dicevamo prima, il bosco ospita attualmente un asilo in bosco che ha chiaramente il proprio business model con le proprie quote e le proprie rette, insomma, di partecipazione, i propri costi, lo staff da pagare per gli educatori e le educatrici che sono presenti. Raise è proprio il nome dell'asilo, ma appunto questo riesce a restituire al proprietario comunque un pagamento, diciamo, di affitto per l'area per appunto poi poter ospitare le attività dell'asilo nel corso dell'anno. Inoltre abbiamo il più classico pagamento che riguarda il sequestro del carbonio, quindi anche qui troviamo una serie di aziende che in questo caso sono interessanti perché sono tutte aziende locali che hanno scelto sin da subito di contribuire a questo investimento. Quindi loro hanno appunto fatto degli accordi pluriennali che sono stati utili sia per dare diciamo un capitale iniziale, sia poi per sostenere la manutenzione nel corso degli anni, andando appunto ad acquistare l'attività di sequestro del carbonio ad un prezzo di 29 euro di tonnellate di CO2, appunto 29 euro per tonnellata di CO2 per un totale circa di 700 euro ad ettaro. Tutte queste iniziative vengono poi ben raccolte anche appunto sulla pagina Wow Nature. Infatti Bosco Limite è una delle aree che viene gestita attraverso il portale di cui parlavamo prima, dunque ovviamente ulteriori dettagli possono essere trovati lì e anche in questi link che poi vi lasciamo chiaramente con la presentazione, in cui eventualmente doveste avere ulteriori dubbi o curiosità, sicuramente potranno trovare risposta. Mi sposto invece sul secondo caso, che si chiama EcoPay Connect e che è nato grazie ad un finanziamento della Fondazione Cariplo con il bando Connessioni Ecologiche, quindi è un bando del 2014, nella sua prima fase appunto attraverso il progetto EcoPay Connect Olio Sud. Infatti si colloca proprio nel Parco regionale dell'Olio Sud, che è un parco in Lombardia, insomma, a sud, e appunto copre l'area circostante il fiume Oglio nel suo tratto finale, in cui appunto il parco accompagna il corso del fiume. Ci sono aree in cui il parco è un po' più largo, aree in cui invece l'area del parco è proprio limitata solo al flusso, diciamo, del fiume, al corso del fiume. Questo perché spesso lungo questo fiume, appunto, la fascia ripariale, che pure per legge dovrebbe esserci, magari risulta assente o molto ridotta per lasciare invece spazio alle colture agricole, che spesso qui sono caratterizzate dalla presenza di pioppo. E infatti quasi tutte le aree del parco di fatto sono terreni privati. Nonostante questo, ovviamente, come potete vedere dalle foto, ci sono aree naturalistiche, c'è comunque una grande ricchezza di flora e di fauna che va preservata e ovviamente questo è il motivo per cui esiste un parco regionale nella zona. Nel corso del progetto, che aveva proprio l'obiettivo di individuare dei finanziamenti innovativi per quest'area, sono emerse appunto alcune informazioni sulla base delle quali è stato poi sviluppato un pagamento per servizi ecosistemici. Queste informazioni appunto sono state raccolte attraverso il progetto e hanno aperto dei nuovi scenari.
In particolare abbiamo verificato che c'era una grandissima presenza di pioppo all'interno del Parco Oglio Sud, abbiamo mappato quali erano queste superfici, quantificato in 1700 ettari. In più, sapevamo che alcune di queste aziende di coltivazione del pioppo erano certificate secondo lo standard FSC. Sono stati poi presi contatti con le aziende di trasformazione del pioppo che trattavano proprio materiale certificato FSC locale, o meglio, le aziende erano locali, le aziende di trasformazione erano locali, ma non avevano abbastanza fornitori locali di pioppo certificato FSC e dunque acquistavano il materiale certificato dall'estero. E infatti appunto c'era una mancanza di offerta di pioppo certificato locale. Inoltre, diciamo, quello che ha fatto scattare un po' tutto il meccanismo è stato un cambiamento nello standard della certificazione che dal 2018 ha richiesto ai propri di destinare il 10% della superficie coltivata, quindi della propria area di gestione, a quella che è stata chiamata area rappresentativa, che quindi da definizione doveva rappresentare un esempio vitale di ecosistema tipico del territorio. Quindi sostanzialmente si chiedeva ai più apicoltori di rinunciare al 10% della propria produzione, della propria superficie, per trasformarla appunto in un'area naturalistica, un boschetto, un'area umida, rappresentativa appunto di un ecosistema tipico del territorio non artificiale. Sulla base, diciamo, di queste informazioni e attraverso una serie di incontri partecipativi con il parco, con i coltivatori di pioppo e con le aziende di trasformazione, abbiamo poi raggiunto un accordo che, appunto, che si configura come pagamento per servizi ecosistemici. Abbiamo già parlato prima del schema di certificazione FSC, quindi non mi ripeto, e vi spiego direttamente in cosa consiste questo accordo vincente. Sostanzialmente, qui troviamo il parco sulla sinistra, appunto lungo il corso del fiume, e poi troviamo alcuni piopicoltori, un piopicoltore certificato, questo diciamo con il prato sotto, diciamo con lo sfondo verde, e invece molti altri piopicoltori non certificati nel territorio. Come dicevamo, quello che chiedeva lo standard FSC ai piopicoltori certificati era di sacrificare, di rinunciare al 10% della propria produzione per renderlo area non produttiva ma rappresentativa invece degli ecosistemi naturali. Il trick, diciamo, l'accordo che noi abbiamo trovato tra il parco e il piopicoltore è stato il fatto che anziché rinunciare a questo 10% della propria produzione, il piopicoltore aveva la possibilità, ovviamente questo discusso e approvato dallo standard FSC, di raggiungere questo 10% non su proprie superfici, non all'interno della propria unità di gestione, ma su aree invece appartenenti al parco e afferenti appunto ad aree naturalistiche del parco. Questo ovviamente mediante il pagamento al parco di questo servizio, per cui sostanzialmente il parco offre al bioapicoltore il servizio di habitat per la biodiversità, il bioapicoltore attribuisce su di sé questa area indicata dal parco, ne sostiene gli interventi che sono necessari per mantenere la biodiversità. In questo modo, rispetto allo standard, mantiene la sua certificazione senza dover rinunciare alla propria superficie produttiva sostanzialmente. Questo è stato fatto per un paio di aziende agricole che appunto erano già certificate, quindi in qualche modo avevano l'urgenza di soddisfare questo requisito, ma è stato così promosso, diciamo, a livello locale, così interessante a livello locale, che ha permesso due conseguenze. Da una parte il parco è entrato a far parte di un gruppo di certificazione per diciamo, facilitare poi la certificazione di ulteriori bioapicoltori e appunto in conseguenza di questo altri bioapicoltori da non certificati hanno deciso di certificarsi sempre facendo specifici accordi con il parco per realizzare specifici interventi. Quindi è importante sottolineare che questo accordo è stato certo utile per i bioapicoltori perché appunto non hanno rinunciato alla propria superficie produttiva, ma è stato forse ancora più utile per il parco perché ha permesso al parco di realizzare interventi che altrimenti non avrebbe avuto le risorse per fare, perché sappiamo appunto che i parchi regionali non hanno molti fondi generalmente a disposizione, perciò il fare questi specifici accordi ha proprio reso possibile fare degli investimenti in natura che altrimenti il parco non avrebbe potuto fare.
L'ultima componente riguarda invece le aziende di trasformazione, che come dicevamo sono locali, ma non trovavano localmente il materiale da poter comprare per poterlo trasformare sempre in materiale certificato. Queste due aziende appunto locali hanno sponsorizzato il parco nella sua attività appunto di certificazione per favorire a sua volta il parco, perché il parco potesse a sua volta favorire la certificazione di ulteriori pioppicoltori con il beneficio di poter quindi poi acquistare localmente il pioppo certificato. Quindi diciamo che questo schema vede benefici, diciamo, da tutte le parti e quindi in questo senso lo chiamiamo accordo vincente perché è una situazione che ci risulta proprio quella che viene chiamata una soluzione win-win. Quindi mi avvio a concludere alcune considerazioni generali. Il contesto chiaramente è sempre importante, quindi magari a volte ci viene anche chiesto come consulente di realizzare un PEF oppure di postare, replicare un pagamento per servizi ecosistemici realizzato in un posto in un altro posto. È importante capire che il contatto con gli stakeholder, la volontà dei singoli proprietari, la volontà delle singole persone con cui si parla è indispensabile per adattare il meccanismo o comunque per svilupparlo. Quindi purtroppo non possiamo prevedere, diciamo, un meccanismo che vada bene dappertutto, che si adatti a tutte le esigenze. Ovviamente, come probabilmente abbiamo già detto, combinare più fonti di finanziamento ci assicura più sostenibilità nel medio e nel lungo periodo, proprio per differenziare anche i rischi. E la chiave e un po' la speranza, il nostro obiettivo è provare a convertire questi schemi che alla fine sono, come vedete, molto locali perché da una parte parliamo di un bosco di 2,5 ettari, dall'altro comunque di un parco regionale che ha una capacità limitata. L'obiettivo e la speranza è riuscire a convertire questi esempi locali, magari esempi virtuosi, nella normalità. Quindi provare a far diventare un po' mainstream questa modalità di partecipazione pubblico-privata e appunto l'attivazione di accordi tra attori anche inizialmente molto lontani e molto distanti tra loro. Grazie mille. Perfetto, grazie mille Giulia, penso che tu abbia aggiunto altri elementi concreti anche che ieri abbiamo parlato di PES in maniera così teorica generale, ma oggi stiamo vedendo varie applicazioni di questo meccanismo. E passo la parola adesso a Federica Bosco, che è Project Manager sempre di Ethifor, il programma Turismo, che proverà a raccontarci come anche il settore del turismo può avere delle ricadute degli impatti positivi sulla conservazione della biodiversità e magari a presentarci qualche esempio più o meno locale dove questo è avvenuto. Federica, hai più o meno un quarto d'ora, quindi vai. Ok, grazie Giacomo, buongiorno a tutti anche da parte mia. E sì, mi occupo nel quotidiano di supportare destinazioni e operatori in percorsi di sostenibilità. Ci sta che il turismo sia un po' alla fine di questo percorso, perché più che un settore è un po' un sistema di settori, quindi andiamo ad intercettare diverse attività di cui abbiamo parlato in precedenza. Forse le prime slide saranno un po' fuori dai confini rispetto a quello che avete visto finora, ma vi prometto che poi convergiamo. Vediamo se mi giro le slide. Perfetto. Allora, una peculiarità del turismo, magari per alcuni di voi questa sarà una banalità, per altri una novità, è che le partnership pubblico-private sono istituzionalizzate. Eh, Come sapete, la materia turistica è di competenza regionale, per cui ciascuna regione ha il proprio modello, quindi oggi ci occupiamo insomma del contesto veneto, dove questa partnership pubblico-privata avviene all'interno di queste organizzazioni di gestione della destinazione che in altri contesti vengono chiamate DMO. La legge regionale proprio istituisce queste organizzazioni e definisce che devono operare secondo forme di presidio per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati. Ovviamente
nella gestione turistica e le funzioni che vengono attribuite principalmente sono quelle di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione, ovviamente in relazione a quella che è la strategia regionale. Per dare un po' più di concretezza a questo concetto, vedete qui una mappa di quelle che sono le DMO, le OGD, della Regione Veneto, quindi vedete, ciascun territorio poi ha un soggetto di riferimento. Ancora per chiarire ulteriormente cosa sono queste OGD, rispetto alla forma organizzativa, questa varia, diciamo, rispetto al livello di maturità della destinazione. Si può partire da un'organizzazione molto informale e decentrata, con dei tavoli di concertazione, dove ci sono comunque una pluralità di soggetti attuatori, quindi diciamo c'è solo un tavolo decisionale e poi la delega dell'attuazione della strategia. Uno step intermedio è quello di un'organizzazione formale che però presenta un braccio operativo, quindi la partnership pubblico-privata avviene ancora nel tavolo di concertazione e poi la delega dell'attuazione viene fornita all'esterno. Diciamo, il livello più elevato è quello dove abbiamo un'organizzazione formale e integrata, con un ente con soggettività giuridica che identifica gli interessi pubblici e privati e accentra su di sé la governance e l'operatività. Anche rispetto al modello di finanziamento, è interessante anche rispetto alle altre tipologie di attività economiche perché qui c'è di base un finanziamento misto pubblico e privato. Qui vedete una proposta tra tasse di soggiorno, quote, contributi pubblici, bandi, ricavi commerciali delle vendite, ricavi derivanti dalla gestione delle attrattori, sponsorizzazioni. Ecco, la quota tra componente pubblica e componente privata varia molto a seconda del contesto di riferimento. Con la legge Madia del 2016 sono state poste delle limitazioni molto importanti rispetto a quello che è il contributo pubblico per questo tipo di organizzazioni, quindi diciamo che l'orientamento è tra un bilanciamento tra il finanziamento pubblico e privato. Qui riprendo molto brevemente quelle che sono le funzioni tradizionali che sono assegnate alle DMO. Un po' le abbiamo viste anche prima quando abbiamo citato della legge regionale, quindi quelle classiche, ad esempio la gestione dell'infopoint, la gestione dell'ecosistema digitale, tutto quello che riguarda la branded entity. Ecco, vedendo questo modello è un po' difficile pensare a come si può connettere alla biodiversità. Però vedete che inizia a entrare il concetto di sostenibilità all'interno dell'LMO. Infatti, proprio sotto sulla base vedete progetti speciali, democracy, formazione e sostenibilità. È proprio lì che riusciamo ad entrare e fare in modo che il turismo possa contribuire positivamente alla conservazione della biodiversità, portando quelle partnership pubblico-private che sono già consolidate su altre tipologie di azioni anche verso appunto progetti per la valorizzazione naturale. Questo perché i nuovi scenari globali mh, presentano dei rischi per le attività turistiche più anche di altre tipologie di attività. Qui vedete dei riferimenti a uno studio che è stato fatto rispetto a quella che è la percezione del rischio associato alla crisi climatica da parte di soggetti pubblici e privati. Quindi la tematica sta entrando nelle preoccupazioni dei vari soggetti che poi entrano nella gestione turistica. Dall'altra parte, come tutte le attività economiche, ma forse più di altre, il turismo dipende dalla natura. Avete qui alcuni dati. Oltre l'80% del valore dei beni e servizi turistici dipende dalle risorse naturali e dagli ecosistemi. Eh, insomma, senza risorse naturali sarebbe difficile fare turismo, almeno che non pensiamo a un turismo nei resort, ma diciamo un modello che sta diventando sempre più vecchio. E dall'altra parte il turismo basato sulla natura è in crescita e si prevede genererà 665 miliardi di dollari entro il 2030.
Dobbiamo considerare però che anche il turismo, diciamo, è parte del problema. Ci piace tanto citare i dati economici di contributo del turismo al PIL internazionale. Dall'altra parte, questo PIL generato dal turismo è associato anche a degli impatti negativi che riguardano diverse tematiche. Qui vedete alcuni dati rispetto alle emissioni e ai consumi idrici. Quindi quello che a livello di sistema turistico globale si sta cercando di fare è di creare dei nuovi modelli di turismo che non siano più incentrati soltanto sulla promozione, ma fare in modo che il turismo vada sempre più a beneficio del territorio, cercando di arrivare intanto alla sostenibilità, ma con la prospettiva molto lontani in questo momento di addirittura avere degli impatti netti positivi per il pianeta e le comunità locali. Per fare questo abbiamo bisogno di nuove funzioni da parte delle DMO. Non si possono più occupare soltanto di marketing, management e governance, che sono appunto le funzioni più tradizionali, ma questi organismi devono diventare dei veri custodi del territorio, una sorta di steward. E quindi cercare di bilanciare quelli che sono gli interessi dei visitatori, che sono storicamente stati al centro delle attività di queste DMO, con quelli che sono invece gli interessi delle comunità locali, andando a preservare l'ambiente, la comunità locale, il capitale umano e anche tutto il patrimonio culturale dei territori. Per fare questo, appunto, c'è bisogno di un cambio di passo, si tratta più di avere delle agenzie di promozione turistica, ma agenzie per il territorio, che appunto possono diventare dei veri collettori di partnership pubblico-private, dove il turismo è un po' il fil rouge. Tutto molto bello, ma cosa si può fare nel concreto? Noi di Etifor abbiamo trovato la risposta nello standard del Global Sustainable Tourism Council. Questo standard è nato su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo e delle Nazioni Unite, con lo scopo di definire uno standard globale per il turismo sostenibile. Il GSC mette al centro proprio lo sviluppo di partnership pubblico-private, diciamo, è il pilastro fondamentale da cui poi si sviluppano tutte le altre azioni. E altri punti di forza di questo standard sono il fatto che è appunto riconosciuto e applicabile a livello internazionale, adotta un linguaggio turistico e quindi comprensibile dalle DMO che non sono spesso soggette a praticare queste tematiche, seppur la consapevolezza stia aumentando sempre di più, e intercetta tutti gli ambiti di sostenibilità. Quindi diciamo la dimensione ambientale è comunque coadiuvata anche da quella socio-economica, culturale e ovviamente quella di governance, di cui abbiamo detto prima. La qualità dello standard, inoltre, è garantita dall'adesione di GSC a un network di standard internazionali, tra cui anche FSC che avete visto prima. Questo network è chiamato IASL Alliance. E infine un'ulteriore garanzia di qualità è dato da un alto livello di controllo. Infatti lo schema di certificazione è un cosiddetto schema di certificazione di parte terza accreditata, dove l'ente di certificazione non solo controlla, è indipendente rispetto a quelli che sono i consulenti, ma a sua volta è appunto controllato. Nella parte finale della presentazione volevo portarvi qualche caso rispetto a destinazioni che si sono confrontate con lo standard e hanno attivato delle partnership pubbliche e private che vanno nella direzione della conservazione della biodiversità. Il primo di questi è Alta Badia, una destinazione certificata GSC, e in questo contesto purtroppo nel 2018 la destinazione è stata colpita dalla tempesta Vaia che ha lasciato una ferita importante nella comunità e per questo la DMO locale ha deciso di intervenire. Quello che è stato fatto è un'analisi di quelle che sono le emissioni della filiera
un'attività non semplice, considerando appunto che non si tratta di un unico settore, ma di una pluralità di settori e quindi attori da coinvolgere. Sono state poi portate avanti delle attività di sensibilizzazione rivolte a operatori e visitatori e poi la destinazione ha deciso di impegnarsi in un progetto di forestazione dell'area che era stata colpita appunto dalla tempesta Vaia. Il meccanismo attraverso cui questo è stato realizzato è la piattaforma Wow Nature che avete visto prima, dove appunto la piattaforma diventa proprio uno strumento per legare i vari portatori di interesse. Ci tengo a sottolineare che le attività fatte con Wow Nature sono sempre in partnership comunque con i gestori locali, operatori locali che eseguono poi attività di manutenzione e gestione delle aree. Questo ha permesso di coinvolgere diversi soggetti pubblici, appunto, ma anche privati, non soltanto operatori, ma anche i cittadini stessi e gli ospiti. Un altro esempio ci arriva da Garda Trentino, che è uno stadio avanzato di confronto con lo standard SCC. Garda Trentino, la giuridica, è un SPA e all'interno dei propri soci ha diversi soggetti privati, anche pubblici. Però ha rafforzato questa collaborazione con il pubblico, definendo un protocollo d'intesa per la realizzazione dell'Outdoor Park Garda Trentino, in collaborazione con comuni, Comunità di Valle, Parco Montemelo Brenta. E parte dell'oggetto di questo accordo è l'attivazione di un servizio definito Garda Rangers, con dei professionisti che sono a disposizione, non a livello volontario, ma a disposizione del territorio per effettuare attività di controllo della segnaletica e manutenzione dei sentieri, anche in ottica di evitare, ad esempio, i cosiddetti fuoripista che vanno a impattare ulteriormente sull'ambiente. Un esempio invece più nostrano ci arriva dalla Treviso Stiglia. Qui non si tratta propriamente di una DMO, ma piuttosto di un marchio d'area, di una ciclovia, dove comunque il modello di gestione è quello che abbiamo visto prima. Nel concreto, la ciclovia nella sua interezza è stata affidata nella gestione tramite DGR a un soggetto gestore, nel caso specifico la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, che è dotata di una cabina di regia dove entrano sia soggetti pubblici sia soggetti privati. E poi la cabina di regia è supportata nell'attuazione da due braccia operative, una riguardante la manutenzione proprio della ciclovia e una più di gestione turistica. Volontà della cabina di regia è stata quella di portare avanti un piano di gestione attraverso un percorso partecipato e proprio all'interno di questo piano di gestione una delle azioni proposte è appunto quella di organizzare e supportare iniziative di forestazione nei tratti scoperti della ciclovia. Non so se avete avuto la possibilità di percorrere qualche tratto della ciclovia, ma si tratta di una ciclovia con una peculiarità, con una certa percentuale coperta da bosco lineare che fornisce una sorta di tunnel naturale che quindi diciamo a livello turistico ovviamente ha una certa funzionalità, ma dall'altra parte a questa funzionalità turistica si allaccia anche tutta quella ambientale. Purtroppo la ciclovia non è completamente coperta, ma proprio a livello progettuale la volontà è quella di arrivare a copertura completa il prima possibile, ovviamente dove potrà essere fatto. Questo sempre attraverso il coinvolgimento di attori pubblici e attori privati. Le attività sono già iniziate, ma non sono ancora completate e non ci si vuole fermare alla semplice attività di forestazione, ma la volontà è anche quella di monitorare poi quelli che possono essere gli impatti positivi sull'ambiente generati dall'attività di forestazione, oltre ai servizi ecosistemici, diciamo, culturali che ovviamente la natura ci fornisce.
La mia presentazione si conclude qui, quindi vi ringrazio ancora e passo la parola a Giacomo per i saluti finali. Grazie mille Federica, penso che questa chiusura ci permette anche di ricollegarci alle tematiche presentate ieri, in particolare sulla rete ecologica, perché spesso sappiamo che le reti di mobilità lenta, le greenway, come si chiamano, costituiscono sì un importante corridoio per noi per muoverci, ma anche dal punto di vista ecologico possono diventare infrastrutture verdi di connessione anche tra reti centrali. Allora, Ehm, fatemi condividere per l'ultima volta lo schermo, siamo perfettamente nei tempi. Perfetto. Ok, dovreste vedermi. Sì. Allora, ultima slide per quanto riguarda questa presentazione. Proviamo a fare un riepilogo anche dei messaggi che sono emersi ieri, soprattutto, poi oggi abbiamo parlato di esempi concreti, però ecco, ieri abbiamo parlato della biodiversità come un limite planetario, che insieme ad altri deve essere considerato per misurare lo stato di salute del nostro pianeta e che attualmente risulta gravemente compromesso. Quindi la conservazione e il ripristino della natura non possono più prescindere da una responsabilità condivisa e da strategie finanziarie integrate che siano in grado di abbinare ai finanziamenti pubblici anche quelli privati. Abbiamo parlato del Green Deal e della Nature Restoration Law in particolare, che introduce obiettivi ambiziosi per gli Stati membri. Quindi una sfida sicuramente. Dall'altra parte la CSRD, la CSDDD e il regolamento, diciamo, sulla divulgazione delle informazioni finanziarie sostenibili, che poi diciamo, abbiamo capito che si parlano attraverso la tassonomia dell'Unione Europea, porteranno ad un crescente interessamento, quindi a una proattività del settore privato su queste tematiche. Abbiamo capito anche, sempre ieri, parlando di approccio nature positive, che i soggetti privati non possono, scusate, decidere anche volontariamente di adottare delle strategie per evitare, mitigare e compensare gli impatti su carbonio, acqua e biodiversità, per esempio. Quindi andando ad applicare quella famosa gerarchia di mitigazione di cui abbiamo parlato. E in questo il ruolo degli enti più pubblici è sicuramente produrre delle pianificazioni che siano il più possibile integrate, sia tra di loro che chiaramente con gli obiettivi del Green Deal europeo, e dall'altra parte anticipare i bisogni del settore privato e favorire anche la costruzione di progettualità pubbliche e private. Abbiamo parlato di finanza mista, di partenariati pubblico-privati, di PES. Oggi in particolare abbiamo presentato, non tutti ma molti erano esempi di pagamenti per servizi ecosistemici. Chiaramente esiste una definizione teorica che poi a livello pratico è applicata con modalità, soggetti differenti a seconda del contesto. Quindi io spero che abbiate apprezzato questa selezione di buone pratiche che abbiamo deciso di presentare oggi. Chiaramente abbiamo presentato molto anche di nostro, perché abbiamo vari progetti che lavorano proprio su questo, però abbiamo integrato questa selezione anche con progettualità diciamo, che arrivavano dall'esterno del mondo Etifor. Prima di salutarci, vi invito velocissimamente a tornare qui. Queste saranno le ultime 3 slide che comporremo insieme su Mentimeter, quindi inquadrate il codice oppure in alto c'è anche l'indicazione non andate su menti.com e utilizzate il codice che vedete in alto per tornare qui. Premete il pollice quando ci siete, così vediamo quanti di voi si sono connessi. Adesso siamo 80 partecipanti quasi in questo webinar, quindi aspetto più connessioni rispetto a quando abbiamo iniziato. Vedo che siamo già 27, 28.
altre 30, aspettiamo un altro po', magari qualche secondino. Ok, va bene, comunque potete anche connettervi in corsa perché le indicazioni qui in alto rimangono, quindi vado avanti. Allora, vi chiediamo come valutereste dal punto di vista dell'interesse generale e dell'utilità anche questi due webinar. Quindi avete il modulo 1 e il modulo 2, potete dircelo posizionando, valutando, diciamo, attribuendo un punteggio a questi due moduli. Quindi vedo che sicuramente il 2 forse risulta più interessante e utile anche per il carattere pratico, però anche il modulo 1 vedo che è stato mediamente apprezzato, sono comunque molto vicini. Ok, hanno votato più o meno 30 persone. Ok, direi che ci basta perché si sono stabilizzati i punteggi medi, quindi grazie. Vi chiediamo anche qualche consiglio che potete lasciarci qui per migliorare la qualità e anche magari i contenuti dei nostri webinar, se ne avete, chiaramente. Sono molto apprezzati perché ci sono utili e possiamo tenerne conto per le prossime volte. Lo spazio per le domande, ok? Come ricordato all'inizio, non avevamo il tempo di aggiungere anche questo spazio, in realtà ci dispiace, però abbiamo deciso, avendo anche l'opportunità di lasciare un policy brief, di inviarvi un policy brief alla fine di questi incontri, di rispondere lì direttamente e anche magari in maniera più precisa rispetto a quello che riusciremo a offrirvi adesso. Domande e risposte, più tempo e confronto, sempre domande, riferimenti utili, ok? Questi li troverete sulle slide perché, ripeto, verrà caricato tutto, le registrazioni, le slide e questo policy brief che vi verrà inviato ai vostri indirizzi mail. Nessun consiglio, complimenti, grazie. Sempre confronto, domande. Eventi di formazione anche dal vivo, sarebbe bello, però forse meno possibile per molti di voi, e poi la partecipazione. Avete qualche complimento, quindi vi ringrazio. Rimanere in contatto, sì, abbiamo le vostre mail e voi di conseguenza avrete le nostre. Queste piccole domande molto carine non le avevo mai viste, complimenti per il prossimo meeting, ok? Ce ne saranno sicuramente altre, potete rimanere in contatto iscrivendovi alla nostra newsletter per quanto riguarda Etifor o a quella di progetto per il progetto Plan to Connect. Ok, grazie, considereremo tutto, alla fine ci leggeremo tutto quanto, promesso. Ok, ultima slide, come fatto anche ieri, una sola parola per riassumere questi due eventi di formazione, dopodiché sarete liberi di andare. Sinergie, empowering, bella parola, sfida, utile, collaborazione, curioso, futuro, rete, innovativo, apertura, biodiversità, chiaramente, parola centrale, più che centrale direi. Vediamo, verde, crescita, collaborazione, difficile, c'è anche qualcuno che ha intravisto delle difficoltà, certamente i temi non erano banali, nel senso che erano anche complessi. Ok, biodiversità come risorsa, talento, sostenibilità concreta, governance. Va bene, vi ringraziamo per questo contributo e da parte mia ringrazio anche le tre relatrici che mi hanno accompagnato oggi, quindi Federica, Giulia
e Francesca, grazie per il vostro contributo, e anche Davide Pettenella per la presentazione di ieri. Interrompo la condivisione